Una possibilità per recuperare i fondi perduti esiste. È questa la speranza che è stata data al pubblico che nella serata di venerdì 24 giugno ha gremito la sala polifunzionale ex Collegio di San Giuseppe di Follina. L'incontro, moderato da Adriana Rasera, ha avuto lo scopo di informare i piccoli risparmiatori e i curiosi sull'attuale situazione di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza e sul modo con cui coloro che sono stati danneggiati potrebbero in parte recuperare il capitale investito. Sul fronte penale stiamo depositando mensilmente le denunce querele collettive e ci vorrà ancora qualche mese prima che le indagini si concludano. Riteniamo che ci siano delle possibilità di arrivare a delle transazioni prima del rinvio a giudizio. Se non arriveremo alle transazioni ci costituiremo a parte civile e chiederemo i danni in sede penale. Si potrà agire rivolgendosi all'abilitato per le controversie finanziarie per valori fino a 500.000 euro, non ci sono termini di decadenza, sarà effettivo da settembre verosimilmente in poi. La gente è ancora arrabbiata e intontita, però l'imperativo è quello di agire. La gente è arrabbiata e intontita, se la gente non agisce non otterrà alcun tipo di risarcimento. Le prospettive ci sono, già a Venezia si è pronunciata favorevolmente, il giury bancario anche, e ribadisco, è un'ottima opportunità quella dell'arbitro per le controversie finanziarie. Anche la fine di un sogno o la fine di una promessa, non ci sarà mai la quotazione in borsa, almeno per qualche anno. Atlante diventa azionista di maggioranza. I vecchi soci hanno ormai un ruolo marginale, valgono 12 milioni su 1 miliardo e poco più, le azioni sono state praticamente azzerate, valgono 10 centesimi, adesso inizia un'altra storia, probabilmente arriverà un altro CDA, partirà l'azione di responsabilità, qua punto di domanda verso gli ex amministratori, che tipo di attività avrà adesso la banca, cosa farà, andremo a una fusione con Popolare Vicenza, verranno venduti dei pezzi del gruppo. Non lo so, è tutta una partita molto incognita e con questo fondo che deve prendere in mano una situazione che è abbastanza compromessa. La banca è imballata, è ingessata da mesi e anni da questo tipo di situazione. E in più ci sono tutte le cause di cui abbiamo parlato anche questa sera, ci sono tutti i reclami, le denunce da parte degli azionisti che si sentono gabbati, in qualche maniera truffati e anche questa è un'altra partita che sarà lunga.